Il primo segnale d'allarme era stato lanciato dalle Confindustrie di Padova e Treviso, adesso Veneto Centro. Crescita rallentata nel terzo trimestre, infrenata l'export. Non c'è pessimismo tra gli industriali del Veneto riuniti in università a Padova per la presentazione del rapporto della Fondazione Nord-Est. Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono tornate a tirare nel 2017, ma la sfida, alla luce dei segnali più recenti, passa dalla capacità di innovazione e formazione di capitale umano. Davanti alla platea di industriali e al mondo accademico, il ministro dell'economia Giovanni Tria difende la manovra. Il dialogo con l'Europa resta aperto, ma il governo va avanti. Con la risposta inviata alla Commissione europea l'altro ieri, il governo ha ribadito la sua posizione in merito alla strategia che intende perseguire per rilanciare la crescita in Italia. Da una parte si intende proseguire il dialogo con la Commissione, ma dall'altra dobbiamo anche lavorare concretamente a rendere efficaci le misure che abbiamo disegnato o che si stanno disegnando per supportare la nostra strategia. Agli industriali spiega la strategia in atto per potenziare gli investimenti pubblici, ministro Tria, ma gli industriali, nonostante alcune aperture di credito, ribadiscono la loro preoccupazione. C'è poca attenzione verso quelli che sono i corpi intermedi e questo è estremamente grave perché di fatto non si tratta di quelle elite, che poi non so cosa siano, delle quali si parla tante volte, si tratta di imprese concrete che chiedono attenzione concreta. La politica dovrebbe avere una visione che deve essere una visione a medio-lungo termine, non l'immediato, non il consenso di oggi. E a creare ulteriori preoccupazioni sono i dati che arrivano dalla Germania con la frenata del PIL nel terzo trimestre. Nord-Est e Germania effettivamente hanno un rapporto strettissimo e perciò dovrebbe esserci da parte di tutti i governi, ma in particolare del nostro, ricordiamoci che comunque sia se lo spread si alza, se il costo del denaro è più elevato ci sarà meno disponibilità per fare interessi da parte delle aziende.